Braccio di ferro sull'autonomia, il ministro Erika Stefani annuncia: sono pronta, porterò l'autonomia nel prossimo Consiglio dei Ministri, che è contrario se ne assumerà le responsabilità. Continua a muoversi la frana in Alpago, 6.000 metri cubi di terra e roccia che incombono sull'abitato, evacuata la frazione, situazione costantemente monitorata. L'eccesso di pioggia e le basse temperature di queste settimane stanno mettendo in ginocchio le campagne, semine sospese, frutta e ortaggi in ritardo con possibili rincari dei prezzi. La morte di Gianni De Michelis, aperta oggi la Camera ardente, l'omaggio di amici e politici, la salma aveva tra le mani il garofano rosso, simbolo dei socialisti, domani i funerali in forma privata. Europee bollenti, la candidata Dem Alessandra Moretti attacca Salvini e Meloni, li denuncio per aver creato contro di me la fake news delle tendine in cimitero per non turbare i musulmani, basta odio su Facebook. L'ennesima battuta infelice di De Luca, la rabbia degli albergatori del litorale contro le parole del governatore della Campania. Ieri Zaia aveva parlato di invidia, cattiva ispiratrice. Ieri la lunga diretta su Antenna 3 per lo sfidamento delle penne nere alla Giornata Nazionale degli Alpini di Milano, ascolti record per la nostra emittente e il vostro grazie per la giornata di festa. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, l'autonomia in primo piano, resa dei conti vicina nel governo sul nodo dell'autonomia. Il ministro Stefani ha annunciato infatti oggi che sul tema verrà data una risposta alle regioni nel prossimo Consiglio dei Ministri, lanciando anche un avvertimento agli alleati di governo. L'autonomia è nel contratto di governo, il prossimo Consiglio dei Ministri sarà la sede opportuna per dare una risposta alle regioni, chi è contrario se ne assumerà la responsabilità. La nota diffusa in giornata dal Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, la vicentina Erika Stefani, lascia poco spazio alle interpretazioni. Il messaggio agli alleati di governo è forte e chiaro, il tempo, sembra dire Stefani ai ministri 5 Stelle, è scaduto. La prova di forza a 2 settimane dal voto per le elezioni europee e all'indomani del successo dei pentastellati nei ballottaggi per le comunali in Sicilia. Io credo che non sia più tempo di tergiversare, di perdere anche tempi e creare anche allarmismi presso i cittadini del Sud, i quali hanno tutto il diritto ad avere servizi, avere una politica che gestisca le risorse con sapienza, con adeguatezza e con virtuosità. Il lavoro serio e costruttivo fatto in tutti questi mesi non può essere ridotto a sterile polemica, rincara Stefani. L'autonomia non è una deriva ma un'ottima soluzione per avvicinare le scelte ai cittadini, garantendo servizi a tutti, tagliando finalmente gli sprechi. Il riferimento è alle dichiarazioni del vice premier Luigi Di Maio, arrivate da Matera. Di Maio che ha parlato di una serie di derive. Non posso consentire che il Movimento 5 Stelle stia zitto, ad esempio sull'autonomia, ha detto, sottolineando che si deve fare per Lombardia e Veneto, ma non per creare una scuola di Serie A o Serie B o una sanità di Serie A o Serie B. Questo non è assolutamente accettabile. Se vi sono delle perplessità, che me le si dica, che mi si dica qual è una proposta alternativa che io non ho mai visto in questi mesi. Leggo solo un dibattito fuori dal Consiglio dei Ministri, fuori dal Parlamento, sui giornali, nelle televisioni, su battute nei comizi. Allora, che si parli seriamente di autonomia, e questo penso che è il grande discorso di responsabilità, di ragionevolezza e di concretezza che è quello che vuole i cittadini. A rincarare la dose il governatore Zaia nel pomeriggio di oggi. Ovvio che noi siamo nell'imbarazzo ad avere una componente di governo che non va avanti su questo fronte, ma il ministro Salvini è assolutamente della partita, ne è un inguaribile sostenitore e mi fa piacere che ne parli a ogni piè sospinto. L'ha detto appunto il presidente della regione Luca Zaia. Noi i compiti per casa li abbiamo fatti, ha concluso, siamo in grado di divulgare in qualsiasi momento la nostra intesa che abbiamo scritto ed è depositata da mesi. Il fronte dell'autonomia che resta dunque caldo, caldissimo. Adesso la cronaca, prima di guardare la situazione della frana in Alpago, una notizia di cronaca che leggiamo sul Gazzettino, al sito del Gazzettino, che è anche una notizia di servizio per i tanti che sono in auto in queste ore, con lo schianto tragico tra tir sull'autostrada A4 tra gli svincoli di Villesse e Palmanova. Il tratto autostradale che da Villesse porta allo snodo di Palmanova in direzione Venezia è chiuso dalle 16:30, 4 i tir che si sono tamponati, una persona purtroppo è morta e un'altra è gravemente ferita.
Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Venezia o verso Udine, uscita obbligatoria a Villesse. Un maxi tamponamento dunque purtroppo in una zona teatro di tante, troppe tragedie in A4. E adesso il maltempo e quella frana che incombe su una frazione che è stata già evacuata in Alpago, terra e roccia che continuano a muoversi. Neve sopra i 1900 metri, pioggia battente nelle valli e vento forte. In questa primavera molto più simile all'inverno continua a preoccupare il maltempo anche sulla montagna veneta. In Alpago allarme in una frazione di Pieve a causa di una frana che incombe sul paese. Uno smottamento che si era creato dopo la tempesta di fine ottobre e che ieri a causa delle abbondanti precipitazioni si è rimesso in moto. La provinciale 5 di Lamosano è stata chiusa ed è stata installata ieri sera una torre faro per monitorare i 6.000 metri cubi di terra e roccia che potrebbero collassare. Evacuate le 17 persone che abitano nella frazione. La situazione nell'audiomessaggio postato su Facebook da Pierantonio Zanchetta, capo difesa suolo della Protezione Civile di Belluno. Le 17 persone abitanti del paese di Schiucazza sono alloggiate presso albergo o case private di parenti. Per il momento non abbiamo novità particolari se non il movimento vistoso del versante sul paese e sulla strada e alcuni piccoli crolli. La frana è costantemente monitorata dalla Protezione Civile, stamane sopralluogo dell'assessore Bottaccini in costante contatto con sindaco e amministratori di Alpago, oltre che con Veneto Strade, un geologo incaricato e con i vigili del fuoco. Gli sfollati oggi hanno recuperato dalle case gli oggetti di prima necessità, disposto anche un presidio antisciacallaggio in considerazione del fatto che la frazione è stata interamente evacuata. E sempre nel bellunese disagi ieri sera sulla linea ferroviaria Vittorio-Veneto-Belluno a causa di un albero caduto sui binari, bloccato per oltre un'ora un treno con a bordo 65 persone. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 21 per ripristinare la circolazione. Non c'è solo la montagna, non c'è solo questa situazione nella piccola frazione di Schiucaz, nell'Alpago, c'è anche la situazione dei campi, delle coltivazioni, ormai con problemi da settimane, perché non c'è stato solo questo weekend, lo sappiamo bene, ma tutti gli ultimi weekend alle prese con il maltempo, anche con la grandine. L'allarme appunto dei coltivatori, semine sospese, frutta e ortaggi in ritardo, anche con possibili rincari dei prezzi. Piogge battenti, temperature autunnali, grandinate, il maltempo che dopo la grande siccità invernale da settimane flagella anche il Veneto sta facendo sentire gli effetti sull'agricoltura. Semine sospese, raccolti in ritardo, calo della produzione. I danni sono già evidenti. Che vanno dall'asfissia radicale fino appunto a ritardi nelle semine, nei trapianti delle colture, oppure danni evidenti come nel caso dell'asparago, dove purtroppo non si riesce ad andare in campo e le temperature basse impediscono la maturazione del frutto e quindi di conseguenza si hanno danni sulla produzione abbastanza rilevanti. Soprattutto per le produzioni orticole, il ritardo della semina per l'impossibilità di entrare nei campi allagati potrà avere ripercussioni sulla produzione e sui prezzi. Una carenza di offerta e quindi sicuramente con un rischio di un rincaro anche abbastanza importante se continua questo tipo di situazione. Le colture più a rischio al momento sono quelle non ancora seminate come il mais e quelle in fase di raccolta o maturazione come l'asparago e le ciliegie. Il mutamento climatico sta facendo sentire i suoi effetti anche attraverso la frequenza sempre più allarmante di eventi estremi cresciuti in questa anomala primavera del 2019 del 62% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per la vite devastanti le grandinate di una decina di giorni fa nell'area collinare del Prosecco, con un danno ad ora stimato intorno al 5-6% della produzione. Nei prossimi giorni è prevista ancora instabilità con un nuovo peggioramento il prossimo fine settimana. Per quantificare il danno complessivo all'agricoltura bisognerà attendere giugno. Nella seconda metà di giugno avremo i dati più precisi perché riscontreremo sulle colture in atto quella che è il frutto negativo di questa fase di stagione. La morte di Gianni Di Michelis, aperta stamane all'ospedale civile di Venezia la Camera Ardente, l'omaggio di amici e della politica e l'ex ministro che riposa con un garofano rosso tra le mani, simbolo dei socialisti.
Entrano personalità e semplici cittadini nella camera ardente di Gianni De Michelis all'ospedale civile, dove il politico veneziano è scomparso all'età di 78 anni al termine di una lunga malattia. I funerali si terranno in forma strettamente privata, così come la famiglia ha chiesto a telecamere e macchine fotografiche di non entrare nella camera ardente, dove Gianni De Michelis tiene tra le mani un garofano, simbolo di una passione e di un impegno che ha segnato la sua vita. Qual è stata l'ultima volta che l'ha visto? L'ho visto dopo che ero diventato sindaco, la prima volta che ha avuto la crisi, che l'abbiamo accompagnato qui in ospedale, insieme, mi pare di ricordare, proprio c'era Sacconi, e purtroppo si era capito che poi lui si era lasciato andare, anche perché non ha ricevuto, come è successo spesso in Italia, un trattamento particolarmente generoso. Tra i più commossi c'è proprio Maurizio Sacconi, ex ministro con Berlusconi ma deputato socialista già dal 1979, che con Gianni De Michelis ha continuato a tenere un rapporto molto stretto. Ha vissuto questa malattia con molta dignità, peraltro, e con l'affettuoso sostegno dei suoi familiari, del figlio, della nuora, del nipote. Finché ha potuto è stato molto attento alle cose del mondo prima che a quelle della nostra piccola dimensione politica. Ripensando invece a quella che era stata la sua dimensione politica, negli ultimi anni Gianni De Michelis ha vissuto con un rimpianto, come ricorda Giorgio Casadei, il suo ex braccio destro. Aver capito per tempo, perché poi lo ha ammesso che è stato un errore, che il meccanismo del finanziamento ai partiti, non della corruzione, sono due cose molto diverse, era un meccanismo che avrebbe potuto travolgere, come in parte ha travolto, un'epoca peraltro ricca di grandi successi. E il suo errore l'ha ammesso, nessuno, anche nelle cronache più cattive di questi giorni, nessuno ricorda che lui ha ammesso questo errore. Adesso il fondo per i risparmiatori truffati dalle banche, il fondo che è pronto con il decreto firmato dal Ministro, si attendono i dettagli tecnici per presentare le domande. L'associazione dei risparmiatori dicono le preparino tutti. Nessuno si sente escluso, lo sostiene l'associazione Zelino Terzo da Onara, che da anni si batte perché chi ha perso i risparmi di una vita credendo nelle banche possa essere almeno in parte risarcito. Firmato a tempo di record il decreto FIR che istituisce il fondo, adesso è quasi tempo di pensare alle domande e ai risparmiatori, ecco la raccomandazione. I due parametri, 35.000 euro di reddito o 100.000 euro di mobiliari, patrimonio mobiliare, cioè soldi, azioni, non sono dei limiti che precludono, ci sono due binari. Chi è al di sopra dei 100.000 euro o dei 35 avrà un controllo diverso, che può essere anche quello sicuramente semplificato. Non solo, il governo starebbe cercando di alzare il tetto e di portare a 200.000 euro il valore del patrimonio immobiliare, per cui non sarebbe necessario alcun arbitrato. Nessun ritardo per nessuno, assicura l'associazione Zelino Terzo da Onara. Per i risparmiatori una boccata di ossigeno. Adesso c'è già una tranquillità, anche se sappiamo tutti che il 30% allevia delle pene, il 30% soprattutto per i vecchi soci, diciamo che è un po' insoddisfacente, però ricordiamo comunque che questo è un miracolo, perché chi soprattutto è già indebitato con questo fondo potrà sicuramente salvarsi e pensare a un futuro. Una notizia di cronaca giudiziaria: sono 8 le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio in relazione all'inchiesta aperta a Padova sui presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti. L'udienza preliminare è stata fissata per il 18 giugno prossimo. Davanti al GUP finiranno gli ex vertici della prefettura di Padova e quelli della Coop ed Eco Officina. Gli imputati sono i due ex viceprefetti di Padova, Pasquale Aversa e Alessandro Sallusto, la funzionaria della prefettura Tiziana Quintario, oltre a Simone Borile, la moglie di questi Sara Felpati, e l'ex presidente della Coop Gaetano Battocchio, ma anche un dipendente e un consulente del lavoro della cooperativa. 8 dunque i rinvii a giudizio per l'inchiesta sulla gestione migranti a Padova. E adesso
Di nuovo lo scontro che si è animato tra il Veneto e il governatore della Campania De Luca, ma stavolta il tema, come sappiamo, non è l'autonomia, ma il tema è quello del turismo. Caro Vincenzo, Caniscione Fes, secondo te 32 milioni di italiani e stranieri che scelgono il sole e il mare di Jesolo e del Veneto e il verde di Cavallino sono fessi? Pulizia, sanità, accoglienza sono i nostri plus. Anche il presidente Zaia ha replicato alle parole del governatore campano De Luca, che durante la trasmissione Fratelli di Crozza ha criticato il litorale veneziano, Jesolo e Cavallino. Le statistiche dell'Istat sulle presenze di turisti nel corso di un anno. Vedrete che ovviamente la prima città d'Italia è Roma, credo 36 milioni di turisti, la seconda è Milano, è arrivata credo a 12-13 milioni di turisti. Milano non ha un paesaggio, un ambiente. Poi abbiamo Venezia, poi abbiamo Firenze. Subito dopo abbiamo dei nomi, a parte diciamo Rimini, però trovate Cavallino, trovate Jesolo, sembra una pozzanghera. Il suo è per ossimoro un complimento, scrive il presidente del consorzio Jesolo Venice, Luigi Pasqualinotto. Se un territorio circoscrivibile alla metratura di una pozzanghera continua riesce ad attirare il doppio di presenze di Napoli, significa che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Ogni tanto una battuta non riesce, diciamo che questa proprio non gli è riuscita. Il tema vero qual è? Al sud a me succede anche spesso con i miei colleghi con i quali ho rapporti di amicizia straordinarie, proprio con il collega della Campania in particolare, che si facciano le battutine, ma le battutine a tavola, fra amici, ma il nostro mare, questo e quello. Io mi limito sempre a rispondere, guardate che quelli che hanno, voi avete un mare di un determinato tipo perché avete le rocce che rendono più trasparente l'acqua visibilmente rispetto a noi che abbiamo un mare sabbioso. Però ricordatevi che quelli che hanno i tratti di costa chiusi per inquinamento siete voi. No, in realtà tutto il Veneto è balneabile in ogni punto. L'invidia è una pessima musa ispiratrice, continua Zaia, ma se Jesolo e Cavallino da sole fanno quasi 12 milioni di presenze l'anno, fossi in lui mi chiederei perché. La vergogna vera è pensare che regioni come la Campania, la Sicilia, la Puglia, tutte insieme non riescono a fare la presenza del Veneto, questa è la follia. Al sud invece che rimboccarsi le maniche molto spesso si limitano a criticare. Io inviterei, ma è una vita che lo faccio, di invitare a darsi una mossa, perché non è pensabile avere il patrimonio di coste, il patrimonio di arte, il patrimonio di città storiche, il patrimonio di tutto che ha il Mezzogiorno e non riuscire a fare, ripeto, la presenza del Veneto. Le dirò di più, la Sicilia da sola dovrebbe essere una potenza mondiale turistica, non riesce a fare le presenze delle isole Baleari. Ancora le polemiche, ma stavolta riguardano le fake news e Alessandra Moretti, candidata Dem alle europee, a contrattaccare. Fake news piene di bugie, piene di balle, costruite ad hoc per gettare discredito e fango nei confronti degli avversari politici. Non usa giri di parole per esprimere dissenso per l'attacco web di cui è vittima Alessandra Moretti, consigliera regionale veneta del PD e candidata Dem alle europee nella circoscrizione nord-est. Nei giorni in cui Facebook ha chiuso 23 pagine di notizie false italiane, la metà delle quali diffondeva contenuti a sostegno di Lega e Movimento 5 Stelle, spiega la Moretti, bisogna fermare questo manganello virtuale di cui sono stata vittima con la bufala delle tendine nei cimiteri per oscurare i simboli cattolici. Un video estrapolato ad arte rilanciato sui social. Sì, ho deciso di querelare Matteo Salvini, ho deciso di querelare Giorgia Meloni perché hanno costruito una bufala a mio danno circa appunto questa idea assurda sulle croci, sulle tendine nei cimiteri, e quindi io ho deciso appunto, siccome è stato provato che trattasi di una bufala, di una bugia, di denunciare chi ha speso addirittura 10.000 euro, pare, come Matteo Salvini, per divulgarle in rete. Notizie false e insulti è un modo di fare politica indegno di un paese civile, pericoloso per la democrazia. È bene che l'Europa si attivi per limitare, per bloccare, per sanzionare penalmente chi
produce delle informazioni false e scatena l'odio sui social. La prima cosa che farò in Europa, se sarò eletta in Parlamento, è una legge sull'odio in rete, l'hate speech. Assolutamente sì, sarà un obiettivo, e chiedo a Matteo Salvini se è vero che lui ha speso parte dei 49 milioni che la Lega ha sottratto ai cittadini italiani per costruire questa piattaforma denominata Le Bestie, che costruisce appunto balle, bugie, bufale che vengono gettate addosso agli avversari politici. Vorrei che Salvini mi rispondesse. Riduzione del costo del lavoro, stop alla disparità di stipendio fra uomini e donne e tutela del Made in Italy sono solo alcuni capisaldi della Moretti. È necessario diminuire la pressione fiscale in Italia, è necessaria una pressione fiscale uguale per tutti. In Italia la gente guadagna troppo poco rispetto all'Europa. Allora, se noi diminuiamo il costo del lavoro, riusciremo anche a mettere nelle tasche degli italiani più soldi. Pochi istanti di pubblicità e poi la festa degli alpini. Ed eccoci in studio in diretta, e allora la grande festa degli alpini, ieri la chiusura dell'evento a Milano. A voi signore e signori, come promesso, la sezione di Vittorio Veneto, la città della vittoria. Nella dunata nazionale del centenario sfila in Piazza Duomo a Milano l'orgoglio alpino del Veneto. In 30.000 la stima dal nord-est, 90.000 le penne nere che hanno preso parte dalla mattina al tardo pomeriggio al lungo sfilamento. In 500.000 tra alpini e simpatizzanti, quelli che hanno invaso nella 3 giorni della dunata il capoluogo lombardo. Sfila Vittorio Veneto con i suoi alpini, i suoi sindaci, ma soprattutto nel ricordo dei suoi becci, e tra loro c'è anche Iroso, storico mulo della brigata morto 2 settimane fa all'età di 40 anni. Signori, oggi a ricordarlo ci sono i suoi sconci e c'è il suo basto. Ora Iroso senza il basto, sii felice con loro. C'è Tony De Luca, l'alpino che lo salvò dal macello, a spingere il carrello col basto di Iroso, a cui il governatore Luca Zaia dedica un post su Facebook. Il ricordo di Iroso, il mulo alpino più vecchio d'Italia, piomba sulla dunata, scrive: un silenzio commosso lo accoglie e tutti rendiamo omaggio a questo generale che ci ha lasciato da poco. Sfilano le sezioni storiche, Valdobbiadene, Conegliano, Treviso, sotto gli occhi del ministro della difesa Elisabetta Trenta. Sfilano Asiago e Bassano del Grappa, sfila immancabile Riccardo Cerantola, alpino vicentino malato di SLA. Ma il suo nome non dice abbastanza, ripete lo speaker. Non serve, capite? Serve il nostro applauso, serve avere dietro una compagnia di amici che non ti lascia a casa. Serve avere qualcuno che una settimana fa ha detto come non vieni? No, devi venire anche tu insieme con noi alla dunata nazionale degli alpini. Gli alpini, forza di primo soccorso nelle emergenze, una delle anime principali della protezione civile nazionale, ma anche presenza silenziosa, quotidiana nel sociale di comunità grandi e piccole. Sfilano i nomi e i simboli delle montagne venete legati a doppio filo agli alpini e alla storia d'Italia dell'ultimo secolo. Sfila il Veneto intero, da Belluno a Venezia, da Padova a Vicenza, e infine il passaggio della Stecca con la città della Dunata 2020. Altra regione, altro orizzonte, quello del mare di Rimini. Saluto dalla zona delle tribune il Labaro che lascia lo schieramento. Ed è ancora una volta ascolti record ad Antenna 3 per la diretta, la lunga diretta con la quale abbiamo raccontato la giornata dello sfilamento delle penne nere. Tantissimi di voi, anche tantissimi messaggi e ringraziamenti. La marca gioiosa e amorosa è fatta degli alpini. Vi dico grazie Antenna 3. Siete più che speciali, ciao! Ascolti record è una grande famiglia, quella degli alpini, che è tornata a riunirsi grazie alla diretta di Antenna 3 della 92esima dunata nazionale, la dunata del centenario. In tantissimi avete seguito il lungo sfilamento delle penne nere a Milano, inviando alla nostra segreteria telefonica messaggi di vicinanza e calorosi saluti proprio agli alpini. E in particolare alpino paracadutista Aldo Facci, detto Fulmine, da Luciano Covolo, Treviso. Saluto gli alpini da Treviso
e auguro che l'Italia sia tutta alpina. Se potete, io sto guardando la televisione Antena 3 e ripeto, un saluto da parte di Giorgi. Un saluto a tutti i colleghi del 63esimo C di Aosta, a Gabriele Roncato. Vorrei fare gli auguri a tutti gli alpini del battaglione Tolmezzo, maresciallo maggiore Dondoni Audino. Viva gli alpini! Sono la moglie di Guglielmi Pietro da Tiene, provincia di Vicenza. Vorremmo salutare tutti gli alpini che sono a Milano. Anche mio marito sarebbe stato alpino, però adesso è un invalido civile e ha 88 anni e si chiama Piero. Grazie mille e viva gli alpini, grazie. Un entusiasmo trascinante che solo gli alpini sanno sollevare. Per la nostra emittente una giornata da ricordare, grazie anche ai vostri messaggi. Volevo ringraziarvi per il servizio che state facendo alla televisione locale con Antena 3, siete i più bravi del resto d'Italia. Grazie. Arrivano lungo questo corso portando in alto il loro simbolo, Mai Strack! 20:10 dopo il telegiornale di Treviso con Carla Condurso del Popolo della Famiglia e l'onorevole Sandra Savino di Forza Italia, e poi alle 21:15 la prima serata con Ring, una puntata ricchissima, quella di questa sera, con l'onorevole Marco Zullo del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Sandra Savino di Forza Italia, Gian Antonio De Re della Lega e Laura Pupato del Partito Democratico, e poi in diretta da Bassano collegamento con il vice premier Matteo Salvini e da Trieste con Francesco Clun di Casa Pound. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni migliora lievemente il tempo, anche se in alcuni settori permarrà una certa instabilità, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà maggiormente stabile e anche per lo più soleggiato, tuttavia non si esclude qualche occasionale piovasco in serata e in nottata. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 14 e 16 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con più sole al mattino, poi dal pomeriggio nuvolosità in aumento anche con isolate precipitazioni, tuttavia meno probabili come vediamo sul Pordenonese. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14 gradi. Sarà una bella giornata di sole sul Trentino Alto Adige, dove avremo un cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, ancora qualche nevicata sui confini alpini dai 600 metri di quota. Temperature minime sui 6 gradi, massime tra 17 e 18 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.